anche per archiviarlo, diciamo, nel vostro sito, no? Questa intervista in diretta, questo è il migliore sistema, perché poi queste cose vanno a finire su YouTube e il mondo intero che ci invidia proprio per il lavoro che fanno. Io li considero proprio dei manager, come se fosse l'albergo fosse un'azienda. E Certo. quindi abbiamo detto con Roberto. Mariotti. Ecco, Roberto Mariotti già ha un cognome Mariotti, è anche un famoso direttore d'orchestra, il papà è il direttore, il creatore del Rossini Opera Festival, lei non è parente. No, no, purtroppo no. Ecco, non è di Pesaro, ecco, Assolutamente è no, sono proprio. della zona qui, Ecco, della e zona quindi della Rio ora Maggiore. con lei, visto che abbiamo provato degli ottimi vini, è sempre un piacere, devo dire, in questi alberghi, come ci è capitato a Lecce, a Malgrate, al Griso, provare i vini del posto, Certo. e lì ci hanno fatto, devo dire, una bella presentazione dei loro nebbioli, quindi lo spumante di Tirano, fatto da uve nebbiolo. Abbiamo provato varie tipologie. Stessa cosa, devo dire, anche qui, però con i vini, tra l'altro, della Del località territorio. molto cara al caro Raspelli, che vive là d'estate, l'abbiamo intervistato, e Certo. quindi Crodo è effettivamente. Crodo è la zona, diciamo, dove nasce la Valle del Bettelmat. C'è un formaggio dedicato appunto al paese di Crodo, ma salendo verso la Val Formazza si arriva a un certo punto che si trovano alpeggi, Ecco, avviciniamo il esatto, microfono, il sì, alpeggi gelatone. dedicati alla produzione del Bettelmat. Questo Bettelmat viene prodotto solo un paio di mesi all'anno perché la malga dove si sciolgono i ghiacciai dà al territorio questa erba aromatica che si chiama erba mottolina, per cui gli animali all'alpeggio riescono ad assumere questa particolare erba che dà il gusto particolare al latte per produrre il Bettelmat. Ecco anche perché è così di colore giallo molto evidente. Bettelmat è rinomatissimo. All'inizio veniva prodotto esclusivamente nella valle del Bettelmat, in un secondo tempo è stata ampliata la produzione ad altre valli vicine, appunto. Nella zona anche di Crodo si producono dei vini appunto che sono stati assaggiati durante la cena, partendo dal vino bianco che è un terrazze, un chardonnay, terrazze antiche, che è una produzione di una scuola agraria, una produzione che è appena iniziata da pochi anni e è in via di forte sviluppo perché sta riscuotendo un buon successo, Poi siamo passati direttamente sempre un vino locale, si può dire, a un vino rosato chiamato il Mimo, che viene fatto con uve di Nebbiolo vinificate in rosa, per cui le bucce rimangono a contatto con il mosto solamente per una notte, si può dire. Dopodiché, avendo molti colori, molti terpeni, molti particolari diciamo sostanze che danno colore al vino, devono essere tolte, altrimenti diventerebbe direttamente rosso. In ultimo abbiamo Sarebbero assaggiato. poi due rosé, se non ricordo male, però chiaramente ne Sì, abbiamo beh, ne provato abbiamo uno questa provato volta. uno, sì. Poi c'è spazio per assaggiare anche l'altro. Infine abbiamo assaggiato anche il rosso, il Prunent che è un vitigno lontano parente del Nebbiolo. Il Prunent storicamente si può risalire al 1300, ma sviluppa in questa valle ossolane, per cui nella zona di Crodo, sviluppa dei particolari sentori di prugna. Ecco perché da questo viene dato il nome Prunent. Molto particolare, territoriale, e devo dire che anche questo ha un enorme successo riguardante la nostra zona, in ottimo abbinamento con i formaggi ossolani. Quindi bella esperienza, complimenti quindi per quello che lei Grazie. fa qui appunto a Stresa. Ha avuto altre esperienze precedentemente. Sì, sicuramente, oltre a Stresa, un posto dove sono nato qui nel Ecco. 1985, ho iniziato la mia attività qui al Borromè, ho fatto Milano, Principe di Savoia, ho lavorato a St. Moritz al Palace, alcuni posti anche sul lago di Como, il Castello di Pomerio, Castello di Casilio, l'Inghilterra e tante esperienze che si fanno all'estero, ecco. Bene, per quanto concerne la cucina abbiamo uno chef che abbiamo già sentito e che come dire, ha degli ottimi piatti
pure questi Certo. abbiamo provato, non so se lei ricorda qualcosa in particolare. Sì, ieri sera sono stati assaggiati, a parte una crema di piselli fatta con un piccolo, piccolo sminuzzato di pesci di lago che dava questo gusto particolare. Alla fine, poi per seguito abbiamo provato il calamaro farcito con una piccola, era servito nel piatto con una piccola crema di patate, calamaro farcito all'interno con gamberi ed erbe. Dopodiché abbiamo provato dei ravioli all'astice, giusto, con una piccola salsa crostacei col sentore di asparagi, e infine queste tagliatelle al nero di seppia con le mazzancolle e le zucchine trombetta. In ultimo, certo, i formaggi che abbiamo dato in abbinamento al famoso prunet che si accennava prima. Che poi c'è anche questa confettura particolare. Sì, la confettura che si chiama cugnà è una confettura antica, diciamo, come gli antichi cuocevano tutte queste frutte che magari il territorio dava o che magari stavano anche per andare a male, utilizzavano la cottura a lungo per poter produrre una marmellata che potesse durare, potesse dare comunque garanzia per trascorrere l'inverno e tutto, e aggiungevano anche, in questo caso, aggiungevano dei fichi, aggiungevano delle noci, delle nocciole, tutto per dare sempre più sapore ed energia a questo prodotto. Ottimo abbinamento con i formaggi. Bene, questo non è tutto, perché poi in carta voi magari non avete il menù gastronomico di certi ristoranti stellati, ma avete più possibilità per che so, i vegetariani, quelli che stanno facendo certo. tra l'altro dei trattamenti, sì. ecco, quindi c'è il menù. Allora abbiamo un menù per celiaci, perché facciamo parte, diciamo, dell'AIC. Abbiamo un menù light per chi vuole un attimo stare attenti a quello che è il contenuto calorico del piatto. Abbiamo comunque la nostra carta molto assortita e anche il menù del giorno, che dà sempre diverse possibilità di scelta a un prezzo molto conveniente, nonostante la qualità sia sempre al top. Dell'albergo fa parte anche questo centro benessere che citavamo all'inizio, centro benessere dove il cliente arriva, può dimagrire, può tonificare, può anche ingrassare, perché no? Se c'è bisogno si può anche ingrassare, però soprattutto stare bene con se stesso. Ecco qua, famosa tra l'altro Spa, perché forse siete stati i primi a iniziare. Sì, uno tra i primi posti agli inizi degli anni '80. Lei è arrivato qua quando... Nell'85, sì, proprio bambino, nell'85. Ecco, quindi l'ha vista nascere questa Spa, che poi devo dire è stata copiata un po' da tutti ultimamente. Certo, però sì. poi si sono ampliate queste spa, queste usanze vediamo Messeguet, vediamo tanti altri che si sono dedicati proprio alla cura del fisico, della persona e del benessere. Ecco, un nome che è passato di qui, che lei ricorda? Ricordo il dottor Marcotti, forse il primo medico che ha iniziato il centro benessere, che ha avuto un grandissimo successo. E a parte... Non che tuttora non ci sia, ma d'altronde ha fatto un'altra scelta. E a parte George Clooney che passa con la sua Harley Davidson, qui da lei si ferma al ristorante, altri personaggi che lei ricorda? Abbiamo visto tanti altri personaggi. Possiamo violare la privacy? Ci mancherebbe meno, non so, Emilio Fede, ricordo anche... è venuto in mente Emilio Fede comunque, sì, perché Emilio chiaramente... Fede è rimasto colpito, sì, poi abbiamo fatto anche Rizzoli, abbiamo fatto direttamente come si chiama? Qualche bella donna sì, anche. ci sono state, ecco, sì. Stiamo parlando sempre di uomini famosi, insomma. Certo, adesso magari... i nomi mi sfuggono un pochino, però... Bene, io la ringrazio di tutto, riprendo il tablet e quindi chiudo il collegamento, ringrazio chiaramente il nostro Roberto Mariotti, non dimenticheremo mai visto il cognome, e quindi buon proseguo con la sua attività. Grazie mille.